Una delle cose molto interessanti della filosofia del Bernardi è la concretezza, che potremmo dire che è il DNA della concretezza veneta proprio. Lui prima ha ideato questo motore, poi lo ha costruito, ha controllato che funzionasse per bene e poi l'ha brevettato. Differentemente da altri che anche prima del Bernardi avevano deposto dei brevetti, ma che poi non avevano avuto seguito perché non realizzabili. Una domanda che spesso ci sentiamo porre è: ma alla fine dell'Ottocento la benzina dove si trovava? Non c'erano mica i distributori, però c'erano i droghieri, i quali vendevano la benzina a latte perché veniva usata essenzialmente per l'illuminazione, ma aveva anche altri scopi. Il lampo di genio del Bernardi è stato proprio quello di utilizzare questo prodotto, che è esplosivo, per lo scopo di far funzionare il motore.